Stamani presso la prefettura di Agrigento le delegazioni dei gruppi stranieri che partecipano alla edizione del Festival del Mandorlo in Fiore sono stati ricevuti dall'autorità. Il prefetto di Agrigento e il sindaco hanno dato il loro benvenuto e quello della città, con uno scambio di doni reciproco. Ogni gruppo ha donato qualcosa di tipico del loro paese e così hanno fatto anche le nostre autorità. A presenziare prima sono stati i gruppi dei Bambini del Mondo che hanno dato i loro regali e poi è stata la volta dei gruppi in rappresentanza degli adulti. Tra i momenti più particolari della cerimonia che hanno caratterizzato l'incontro, con la vestizione del sindaco e del prefetto con vestiti tipici del gruppo, è stato il Kazakistan, un mantello e un cappello tipico del luogo e uno scialle di seta per il prefetto. Analoga cosa è stata fatta anche dal gruppo della Georgia. Quindi il prefetto nel suo saluto ai gruppi ha sottolineato come siamo ad Agrigento, una città che affonda le sue radici nella cultura greca. Per loro infatti l'ospitalità era sacra e prevedeva la tradizione di cambiare i doni. L'ospite era protetto da Zeus e veniva accolto anche senza conoscerne l'identità. E sì, proprio la festa del Mandorlo in Fiore e la presenza di tanti gruppi provenienti da tutte le parti del mondo vuole tramandare alle future generazioni sentimenti di accoglienza e di ospitalità e ricostruire i rapporti umani. In questo momento l'esigenza della pace per tutti i popoli e le nazioni, e proprio da Agrigento si riparte dopo la pandemia. Il distretto turistico Valle dei Templi, la DMO, in quanto padrone di casa di un territorio più ampio, no? Noi prendiamo tutta la provincia di Agrigento e anche oltre, è lieta di accogliere le rappresentanze dei gruppi folcloristici, quindi le rappresentanze del mondo nella nostra terra. La nostra terra è una terra di accoglienza, di fratellanza, di pace, e la loro presenza è significativa per dimostrare appunto questa nostra attitudine. Un momento importante perché il prefetto, che è il rappresentante del governo, riceve le delegazioni internazionali dei gruppi. Oggi pomeriggio un altro momento molto importante che è la fiaccolata dell'amicizia. Gli alberghi oggi già sono pieni, ma saranno pieni anche domani. L'avere spostato la fiaccolata dal mercoledì al venerdì ha sortito questo effetto, ovvero che molta gente ha prolungato il weekend, quindi abbiamo aumentato la permanenza in città da 1 a 3 giorni. Questo è un dato molto importante. Ovviamente al margine del Mandorlo in Fiore poi renderemo ufficiali tutti i dati delle presenze che ci sono stati nell'ambito del Mandorlo in Fiore, e poi continueremo con lo spettacolo questa sera del festival al Teatro Pirandello. Ci sarà la giuria che comincerà a esaminare un po', a vedere i gruppi, e domani i 2 spettacoli al Palacongressi con una replica pomeridiana e una serale, sia questa mattina che anche domani mattina gli spettacoli a Piazza Cavour, e poi l'evento conclusivo che è la grande parata di domenica giorno 12 con lo spettacolo conclusivo che si farà presso il Tempio della Concordia. Il classico incontro di scambio di doni, di benvenuto, è un modo come altro anche per far incontrare tutte le istituzioni e per far vivere veramente ad Agrigento l'importanza di questa festa. Poi ci sarà anche un rinfresco, già i gruppi sono arrivati, c'è una massima partecipazione da parte di tutti, da parte della città. Penso che le cose stiano andando per il questo momento è servito anche a promuovere Agrigento a livello nazionale. Abbiamo visto che i media nazionali sono proiettati anche in funzione che Agrigento è l'unica città che partecipa al concorso di capitale della cultura. Non l'unica città, scusami, siciliana. Sì, è l'unico capoluogo di provincia al sud Italia, da Roma in giù c'è soltanto Monte San Giuliano che è nel Gargano, ma come capoluogo di provincia è soltanto Agrigento. C'era anche Enna è stata scartata, quindi restiamo veramente tra le prime 10. Penso che la festa del Mandorlo ci servirà tantissimo per promuovere la cultura agrigentina e siciliana in generale. Speriamo bene. Io lo sto vivendo come un momento di festa, anche di gioia. Dobbiamo dire anche le cose belle di questa provincia, questa tradizione che tra l'altro ha un significato profondo, che è quello dell'amicizia tra i popoli, dell'accoglienza. In questo momento tra l'altro anche, come dire, una valenza ulteriore, perché siamo in un periodo molto, molto difficile, quindi io sono molto felice di aprire il Palazzo del Governo, che dico sempre che è il palazzo di tutti, il palazzo di tutta la comunità agrigentina, e per un giorno diventa anche il palazzo che ospita popoli e nazioni diverse, persone che provengono
vengono da tutte le parti del mondo. Quindi diciamo porterà con sé un ottimo ricordo di questo momento. Allora, io sto collezionando tanti bei ricordi, l'ho sempre detto, non è ancora un momento di bilanci, però è un'esperienza straordinaria, molto impegnativa, come ho avuto tante volte modo anche di dire, però veramente straordinaria, che mi sta lasciando anche tanta umanità, ecco, un'esperienza fatta di umanità e di persone che si spendono per valori comuni, valori condivisi. Noi per questo lavoriamo per aggregare, ecco, l'istituzione proprio prefettizia è un'istituzione deputata a favorire, aiutare la coesione sociale e a tirar fuori il meglio di quello che c'è nelle comunità, e qui c'è tanto.